Gianfranco, sta musica non hai pigliato, cioè io... Questa è molto bella. Ma non è bella, è una per musica nulla. messicana, a me piace, ma no? Voglio andare in senza Messico che io. parliamo. Ma Ci sono magari questi fiati i così. mariachi? È bellissima. Vabbè, senti, non gliela mettere più, Ma non quello gliela è mettere perso più, ti completo. prego. Vabbè, dicevo, cominciano ad arrivare i messaggi al 346 8724 877. L'argomento di oggi è maledetto quel giorno, puntini puntini, completa la frase. Ho poi maledetto il giorno che ho scoperto alla Catalla, mi consumai, parlo come a Castiglia, sparo minchiato come a Piriciollo. È una droga ormai, è una droga. Così. Tu per esempio qual è che hai scelto? Io ho scelto quella, la tariffa Family, quella con le 3 SIM. Ah no? sì, ma perché Sì, chi hai dato sì. le altre SIM? No, Scusa, no, a no. Moano? A E Moano, poi? a Jessico e anche a Patrizio. E sì, Patrizio, perché che è un Patrizio nuovo- è la new entry nuovo di ora. arrivato, Sì, eh? nuovo arrivato, così ci possiamo chiamare e messaggiare illimitatamente, capito? Ma come vi chiamate come gruppo? Il gruppo O Gay? Ok. O Gay. O Gay. Lei è la Flavia Gurgone. Lei Flavia Gurgone. È da qualche mesetto che ci prova spudoratamente con Comis, ma Comis ha deciso di non... lo ammetto, davanti alle telecamere Esatto. E lei ogni giorno fa il programma dalle 2 alle aspetta, che ora lo fa? Dalle 14 alle 16, Esatto. però viene 2 ore prima perché sa Ma che perché siamo io noi in mangio, diretta, no, capito? ma perché io mangio, ho bisogno di calma per mangiare, perché non mi voglio strafogare, Non è vero, capisci? non è vero. mi chiedevano di chiedere a te chi fosse lei. Lei chi? Lei. E perché è qui adesso? Ma chi è? Non lo so. Gianfranco, chi è? Però la faccio un po' di quella che un giorno vorrà ribellarsi a qualcosa, eh? Guardatela. Pare nica gli rigano giù cucco. E lei. Oh, maledetto quel giorno in cui mio papà scendeva a 10 reale e serranno le auto tutta la macchina. Ah, Gianfranco, a proposito, come sta la tua macchina? No. Donietta, non lo sapevi che Gianfranco Non ha la parliamo macchina di questa cosa, macchiata per dalla favore. grandine, lo però, sapevi? però adesso adesso ti Mobile. darò un dispiacere. Dai, dammelo. Sono assicurato. Contro la grandine? Contro la grandine. Ma anche tu personalmente? Anche io Ma anche il ho conducente? stipulato un contratto con la mia assicurazione. Contro la macchia della grandine? No, ma non sto scherzando. Ho capito. assicurato sia la macchina che Sì, il mio sì. corpo, capito? Ah, Quindi sì? sono assicurato dalla grandine. Come si chiama la tua assicurazione? Non lo Macho dico. Man? Come si chiama? Macho Man. Assicurati contro la grandine con Macho Man. Tuo figlio è tornato a casa con un occhio nero? Gli hai detto perché non ti sei difeso a papà? E lui vi ha risposto: papà, ma poi mi consumavo tutte le unghie? Che c'entra? Vuoi assicurarlo contro la grandine? Assicurazioni Macho Man di Pippo Mazzagrossa. Maledetto quel giorno che ho deciso di prendermi una casa di solo 2 vani e mezzo, Pensavo fosse più semplice. No, amore, prendiamo la piccola, così poi quando la devo pulire in 2 ore ho fatto tutto, no? Ecco, e invece Vabbè, amore, su tu la vuoi piccola, la prendiamo piccola. Poi, dopo 6 mesi, amore, ma non c'ho dove mettere il copriletto invernale? Ma nel letto contenitore ci sono le pentole. Ma uomo, le pentole? Perché nella cucina è piccola, non è che ci entrano. E poi, scusa, ho dovuto mettere le tende, quelle di seconda mano? Sì. Ma quello su, i tende. Ma scusa, quando lavo le tende, che ci lascio senza niente, ci metto le altre, Ecco, no? giusto. Ma perché c'è E chi fai che il lava le cambio, tende, sì. e in tempo ci mette chi da questo e fa accomodare, Esatto, chi che lascia la esatto. cosa senza tende. Suo pavano dice: maledetto quel giorno che mi finiva a benzina andavo a motorino mentre stavo tornando a casa e spatti era di chianata. Beh, scusa, ma tu Ma che vuol dire, scusa, che io arrivavo di casa e fermavo e tornavo a Tornava rene? indietro. No, mi auguro di no, Vincenzo, mi auguro di no. Pippo Pottolo un baglietti meriti. Ma glielo dice anche Pippo Pottolo un baglietti meriti, no? No. Dai Danna, tu ti hai fatto meglio caffè. Offro io Questa un voce bar, così, sì. Don Zaucher si chiama perché appunto era della zona, Don Zaucher. Don Zaucher. Esatto. Si chiamava Rosario con la Z, avevano sbagliato All'anagrafe l'avevano segnato chiamato con la Z. Rosario con la Rosario. Z e allora gli è rimasto Don Zaucher, capito? No, stavo pensando che le minchiate si possono dire in radio, ma fino a un certo punto, però, non so, Don Zaucher, no, dai, Don Zaucher è pesante. Giuseppe Spampinato, il mio silenzio.
Edizioni Inkwell. Così si chiama, Giuseppe Spampinato. Esatto. Buongiorno, ben arrivato. Caro, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Inkwell vuol dire che bello, no? Esatto, che bello? sì, ma è una Inkwell? forma contratta. Sei catanese? Assolutamente. Beh, anche perché Giuseppe Spampinato non penso che avere del belluno di Feltre, no, Assolutamente di per forza Domegge di catanese. Cadore, no, sicuramente sarà catanese. Giuseppe Spampinato si occupa di manutenzione fotovoltaico nella vita, però ha un hobby, quello di scrivere. Il mio silenzio è un racconto introspettivo, un racconto che prende spunto da esperienze mie personali ed è diventato un libro perché nel momento in cui ho deciso di farne una condivisione e non uno strumento solo per me, ho fatto sì, attraverso una chiave fantasy, di raccontare una storia che non fosse solo la mia, ma che potesse in qualche modo essere la storia di tutti, di chiunque volesse approcciare alla lettura di questo libro. Può dare un grande successo a un libro. La copertina è stata realizzata da una mia amica, la dottoressa Chetti Favazza, che saluto. È stata realizzata apposta per il libro perché ritrae infatti una scena del racconto. Il senso del gotico, così come il gargoyle, sono messi lì per la valenza spirituale che rappresentano, per quel tramite tra il mondo reale e il mondo, insomma, trascendente. La maledetto il giorno in cui hanno inventato i fucili e le pistole. Non ci sarà mai un mondo sereno e tranquillo, e maledetti i politici e gli italiani che li votano. Ecco, devo dire che se non avessero inventato le pistole e i fucili si sarebbero uccisi a fiondate, a petrate, a che cattocce che a spimmola. In qualche modo avrebbero fatto tu immagini la seconda guerra mondiale combattuta a chi cattocce che a spimmola. Tu immagini con sparacattocci. Sì, è così. Lo lasciamo sparire. Ups, hai visto? Non c'è più e poi c'è. Hai visto che c'è? Kangaroo Court, Capital Cities. Che Cities. sono Sì, dimmi. allergico a Tony Ettana, può essere. perché ho quando visto c'è Tony Ettana, me sì. lo lascio notare, ci ha fatto caso? Sì, ho notato, sei allergico È forse. strano. Io ho l'antidoto se vuoi. Sì, cos'è? Ma non te lo do. Aspetta. Dai, inquadra. Eccolo. È partito. Dai, fai il terzo, non c'è due senza Basta. tre. Dai, però. Ma Tony Ettana sta facendo video? Sì. Vai, eccolo. Lo dicevo io, non c'è due Appena senza detto tre. Tony Ettana, ci notai. Non lo dire più. Mamma mia, vabbè. Poi ancora, ma questa canzone qui di Giovanotti, chi dato sabato, io vorrei sapere, ma prima di scrivere chi si fuma, Effettivamente io vorrei conoscere il suo pusher, perché devo dire che gliela taglia molto bene. Gianfranco, È sempre sabato, anche di lunedì, capito? lo puoi sterilizzare a Tony Ettana con la formalina? Tony Ettana, te ne vuoi andare? Dammi Ciao la telecamera. Giuseppe e Fabio, aspetta che ce ne. Ciao Giuseppe e Fabio, sono Umberto Schiavoni, Ti ero sbigliato, lo coma stamattina, no? Per 3 anni che è in dopo 3 coma. anni che sì, è in coma. Scettina, era caracci 100 euro che russi e manna lo bowling di San Giovanni a Punta. 100 euro. Che ci dice che non se ne vogliono prima del dopo romano, senti? Come mai c'hai queste orecchie rosse? Niente, adesso una canzone andare a radio, io parano cuttia su smuoio e che cosa, va, mi sta sbommicando una voglia dentro che non so di dove mi parte, ma sotto che mi arriva. Perché poi lui diventa delicato dopo, no? Certo, parla anche in italiano. comincia a parlare sì. in italiano, anche in lingue straniere che Sì, conosce, sì. Mon chéri, accendi la bacio. Però poi Sì. improvvisamente che succede? Pi, 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 Sì. pi. Lei, Sì, pi, sì. leva musica Sì, perché sì. c'è il terrore. Pi, 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 pi. Sta spaccato la fognatura, amma che play. Messaggio promozionale. E allora scusate, no, ma rovini ditelo un momento prima. così, Allora mamma chiamate mia. gli amici di Ecol System. Ma sì. Che maledetto quel giorno recente che ho buttato per distrazione il cellulare dentro il VC. Vai Rosalba, Cellulare combina dentro il guai, VC. ma che ne so. Rosalba, Magari Gioia, aveva ma il chi numero di uno fai? stronzo e l'ha buttato là dentro, capito? Vabbè. Imitazione di Nino Pulvirenti, dice Pippo 88. Ma io veramente non lo so fare. Sì, Diciamo che mi è sì, difficile, di cui molto probabilmente diciamo che
e da questo momento in poi non la faccio più, perché sennò se porta bene al Catania poi sono costretto a farla per tutto il campionato, questo e prossimo. Però non sarebbe male, no? Farla No, magari però, allo no. stadio No, ti durante prego, la partita. Messaggio promozionale. Come dicono a Belluno, ho sparato ne sciogliano, come si suol Esatto. dire. Guarda, avevo già preparato il foglio per parlare di lui, di quell'omino, lui, l'omino del legno. Era una mattina come tante altre e lui, l'omino del legno, Enrico Terrana, si recò al suo posto di lavoro, alle Zagare. Tanti clienti lo attendevano per farsi fare da lui i tetti, le mansarde, i gazebi e le tettoie. E le tettoie non sono quelle che tengono le tette. Era tanto per dire una minchiata, no? Terrana, Terrana, Terrana. Oh, c'era uno veneto che diceva terrone, terrone. E lui gli costruì un cappotto di legno su misura. Buon pranzo a tutti da Giuseppe Castiglia E Gianfranco Comis. alla ciao! Catalla, ciao! Like a talent's on my mind.